E qui nel centro storico di Chiara Montegulfi siamo entrati in un locale molto particolare, lo si nota subito, anche perché si entra e vediamo già una parte delle cucine. Sì, buongiorno, benvenuti. Ci troviamo nel ristorante Maiore. Il nostro è un locale storico d'Italia, fa parte dell'Associazione Locali Storici d'Italia dal 1996, essendo stato aperto nel 1896, perciò ci avviamo ai 129 anni di attività. Che si sono svolte proprio qui? Sì, questo è proprio il centro dove è nato il ristorante Maiore, perché era questa adibita ora a cucina e la saletta storica. Saletta che fungeva da ristorante prima della seconda guerra mondiale, perciò si immagini lei quanta gente è passata da là dentro. È un po' insolito entrare in un locale e vedere subito quello che è il cuore pulsante. Sì, e ce lo possiamo permettere perché la nostra è un'autorizzazione sanitaria che risale ai tempi che furono. Oggi come oggi non sarebbe possibile. Questa fu all'epoca una scelta rivolta? Una scelta rivolta alla sistemazione logistica del locale e poi grazie a Dio non abbiamo mai avuto nulla da nascondere. Questo è diventato il nostro emblema. Un punto di forza perché dà subito l'idea dell'accoglienza. Sì, io me ne accorgo che capitano dei turisti che possono essere giapponesi, americani, perché la nostra clientela è di tutto il mondo e impazziscono per questo. Ovviamente chi viene qui vuole assaggiare la cucina tipica del luogo. Sicuramente, cioè i nostri piatti, alcuni piatti sono diventati dei piatti iconici della provincia di Ragusa. Vi faccio un esempio, la costata ripiena è nata qua dentro, l'ha preparata per la prima volta mio nonno. Ora in tutti i posti si fa la costata ripiena, chi mette delle verdure, chi mette altre cose, ma la costata è nostra. Piatti che sono diventati dei piatti provinciali, il sugo di maiale, la costata ripiena, la gelatina stessa, cioè che è un piatto straordinario. Noi la gelatina l'abbiamo presentata in giro per il mondo riscuotendo sempre un grandissimo successo, perché la nostra gelatina è completamente diversa dalla gelatina che lei può trovare al supermercato o può trovare il classico zuzzo nella provincia di Catania. La nostra è fatta tutta di carne scelta, limpidissima, perché la chiarifichiamo, la sgraziamo al massimo, non c'è un filo di grasso. Oltre all'aspetto qualitativo, quindi alla scelta di ingredienti di qualità, anche l'esperienza sicuramente fa tanto. Sicuramente l'esperienza fa tanto, però la scelta delle materie prime di primissima qualità, noi non lavoriamo dei maiali qualsiasi, cioè noi abbiamo 3 allevatori che fanno questo lavoro. Ci abbiamo lavorato tantissimi anni sia per la selezione della razza sia per l'alimentazione dei suini, che è importantissima. È palese il fatto che lei metta tanto sentimento, forse sente anche un po' il peso della responsabilità di tenere alto il nome e il lavoro svolto appunto dal suo papà e dal suo nonno. È stata una scelta naturale per lei continuare su questa strada? Naturale e obbligata, però che mi ha dato tantissime soddisfazioni e non ne sono affatto pentito. Io non riuscirei a fare altro. Mi pare di capire che la maggior parte dei piatti tipici sia proprio a base di maiale. Sì. La nostra è una lavorazione completa del maiale. Noi produciamo i salumi che offriamo e che vendiamo. Noi produciamo tutto, cioè noi siamo famosi per... Qui si magnifica il porco, molte volte il cliente dimentica il nome del ristorante ma non dimentica questa frase. Questa frase è una frase che ci ha regalato il professor Pugliatti, che è stato rettore dell'Università di Messina, dopo una cena alquanto ricca, nei primi anni 60, ed è diventato il nostro motto.
Oggi vedremo proprio una ricetta che ha a che fare col maiale. Sì, prepareremo la costata ripiena, che io considero il nostro cavallo di battaglia sicuramente. Tra poco vedremo insieme un po' di passaggi e forse avremo anche la possibilità di gustare questo piatto. Beh, questo dopo tante chiacchiere è giusto passare alla concretezza. Bene, nel piatto riuniti tutti gli ingredienti di questa ricetta. Sì. Gli ingredienti della costata ripiena. Allora, una bella costata di maiale tagliata un po' spessa, viene creata una tasca e poi all'interno metteremo un battuto di carne, un dadino di uovo sodo, un dadino del nostro salame e uno di ragusano stagionato. Il piatto delle feste, il piatto di Natale, il piatto di Capodanno. Le grandi riunioni, insomma. Sì. Però che si mangia tutti i giorni. Una volta, quando si stava meno bene di ora, sicuramente era il piatto delle feste. Oggi, come oggi, grazie a Dio, va bene. L'eccezione è diventata normalità. Sì. Abbiamo visto farcire la carne, è stata un'operazione tutto sommato semplice, adesso la cottura che immagino sarà un po' lunga. Sì, più o meno si parla di 45 un'ora di cottura e giustamente vediamo la costata viene soffritta con della saima, giustamente magnificamente porca a tutti gli effetti e mano a mano verrà rosolata entrambe le facce della costata. Aggiungeremo poi della cipolla per dargli un sapore del soffritto e lo sfumeremo con un po' di vino bianco. Aggiungeremo dell'acqua della cottura fino a mano che prenderà il colore perfetto della cottura della costata. Sarà un piatto poi in bianco, ecco, non si aggiunge del sugo. Sì. Il piatto si presenterà del glassetta che farà la stessa costata durante la cottura. Ovviamente è un piatto da servire subito, ben caldo? Il piatto caldo verrà servito caldo perché giustamente la costata dovrà essere morbida, quindi risulterà un piatto ottimo. Cosa piace di più al cliente? La consistenza della carne piuttosto che il ripieno saporito? Tutto l'insieme giustamente della costata dà il sapore del piatto prelevato. Abbiamo visto le prime fasi della cottura, adesso un po' di attesa. Sì, abbiamo sfumato col vino, evaporato l'alcol e poi abbiamo aggiunto un po' d'acqua. La cottura continuerà così per un'oretta a fuoco molto lento. Mio nonno sosteneva che le costate andavano cotte non su un fornello ma con la candela, per avere un'idea proprio il fuoco lentissimo e i tempi di cottura che si allungano. Solo in questo modo avremo un ottimo risultato. D'altronde, mentre oggi siamo sempre di fretta, abbiamo premura, però lo sappiamo che le cose buone hanno bisogno di tempo e i nostri nonni lo sapevano molto meglio di noi. E poi in cucina bisogna avere tanta pazienza. Nel frattempo però questo buon odore che già emana, ecco, arriva qui nel vicoletto di fronte al locale, immagino che invogli chiunque passi ad entrare, quindi anche questo non è male. Sì, molte volte i nostri profumi arrivano in piazza, non nel vicoletto. Allora attendiamo la fine della cottura per ammirare questo splendido piatto. Beh, ci guardiamo un po' intorno mentre attendiamo che il piatto sia pronto. Vediamo questa magnifica sala che è ricca di ricordi, immagino, ma anche ricca di riconoscimenti. Sì, questa è la zona nuova del ristorante Maiore, è la sala, quella grande, che è stata inaugurata nel 1966, perciò ci abbiamo ai 60 anni pure qua. Alle pareti ci sono un po' di riconoscimenti che abbiamo avuto, tra di cui, riallacciandoci al piatto che stiamo preparando, cioè la costata ripiena, abbiamo avuto il Sole di Veronelli nel 2001 specifico al piatto, cioè alla costata ripiena. E poi ci sono altri attestati, premio Golosaria
il premio Dioniso dell'ospitalità della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, cioè, ci sono un po' di premi, strada facendo li abbiamo avuti. Beh, siamo giunti passeggiando in uno scrigno ricco di tesori. E qui magari possiamo trovare l'abbinamento ideale per la costata ripiena. Sì, sicuramente non mancherà un vino da accoppiare alla costata ripiena. Ci vuole un vino corposo, molto importante, possibilmente che ha fatto un po' di legno, un cerasuolo, una riserva, insomma, un vino del genere è perfetto per la costata ripiena. E casualmente, ma sinceramente casualmente, aspettava noi. Qua abbiamo il Parapara di Poggio di Bortolone, che in questo momento è uno dei migliori cerasuoli. Questa è proprio una cantina qua di Chiaramonte, Poggio di Bortolone, e questa è una delle massime espressioni. Quindi portiamo davvero a tavola le eccellenze del posto. Sì, sempre bisogna fare rete, bisogna completarsi l'uno con l'altro. Per ogni piatto un vino più idoneo? Vediamo che c'è tanta scelta. Sì, tanta scelta. Noi in carta abbiamo più di 600 etichette, perciò insomma possiamo spaziare come vogliamo, possiamo spaziare dalle aziende del territorio in senso stretto, cioè qua la provincia di Chiaramonte, la provincia allargando, la provincia di Ragusa, poi la Sicilia che è terra importante, di produzione importante. Abbiamo una grossa presenza di vini dell'Etna, che in questo momento è il momento d'oro dei vini dell'Etna, e poi abbiamo una grossa presenza sia di toscani, di veneti, di piemontesi, e poi sostengo io che abbiamo l'artiglieria pesante, cioè i super toscani, vini veramente importanti. A questo accoppiamo circa 120 distillati con grossissima presenza di grappe, di rum, di whisky. Beh, in questi ultimi anni è cambiato anche l'interesse riguardo ai vini, ci si informa, si ha voglia di conoscenza, di provare, di assaggiare. Sì, e poi io me ne accorgo che ci sono dei giovani che oramai sono molto preparati. Una volta c'erano 3-4 vini che potevano essere il Regaliale di Tasca d'Almerita o il Corvo di Salaparuta, e il discorso si chiudeva là. Oggi come oggi abbiamo una grossissima competenza, dall'altra parte il consumatore ha sempre voglia di sperimentare, di conoscere, si va sul sottile, cioè il vitigno, se ha fatto legno, se passa in acciaio, cioè tutte queste... E avete proprio delle richieste particolari? Siete più voi a ricevere domande piuttosto che suggerire? Sì, oddio, c'è il cliente che apprezza tanto il nostro consiglio, ma ci sono dei clienti che vanno invece accompagnati in questi percorsi. Ecco, il nostro piatto vedo anche accompagnato da questo sughetto in cui pucciare magari la carne. Sì, il sughetto è necessario per ammorbidire un po' la carne, perché con l'esasperazione del magro molte volte il maiale è leggermente topposo, però con una buona cottura, una cottura lenta e lunga, anche questo problema è superato. La invito ora all'atto pratico. Abbiamo fatto tanta discussione, tante cose belle che abbiamo detto, ora si va al concreto. È il momento di assaggiare, ma devo dire che è bella anche questa saletta, la più antica se non erro. Sì, questa è la saletta storica nostra, dove nel 1896 si cominciava a fare ristorazione, dove sono passate tantissimi personaggi illustri, tantissimi artisti, tantissime persone che ancora oggi ci chiedono di pranzare o di cenare in questa saletta, se no rimandiamo il nostro appuntamento, la nostra venuta a Chiaramonte. Sono legatissime
a questi 7 tavoli che sono qua dentro. L'atmosfera qui si fa intima, raccolta, anche i profumi del piatto restano qui ad inebriarci. Sì, che so, qua ci sono persone che hanno festeggiato la laurea e ora vengono con i nipoti, perciò si immagini lei. Allora non resta che assaggiare, ma anche fare un brindisi, magari insieme, dalla sua bella famiglia che le ha trasferito questo amore per i valori di una volta, per la buona cucina e per l'onestà, direi, anche nel portare avanti un'attività con trasparenza e con la ricerca della qualità. Grazie a voi di essere venuti, è stato un piacere ospitarvi e brindiamo prima di ogni cosa a noi e poi a tutte quelle belle parole che lei ha detto. Mi hanno trasmesso questa passione, questo amore per quello che facciamo che è necessario per poter andare avanti. Per noi questa è la bella Sicilia. Grazie.